leggo qui che all'articolo 134 del Codice di procedura penale che viene disposta la videoregistrazione, la riproduzione audiovisiva in aggiunta alle altre modalità di documentazione degli atti dell'udienza, solo se assolutamente indispensabile. Ritengo che tuttavia che una volta che l'impianto funziona e è stato predisposto ed è funzionante, sia cosa utile ancorché non assolutamente indispensabile quella della videoregistrazione, e pertanto dispongo che si proceda con la videoregistrazione, così come d'altronde mi risulta che viene fatto anche in altre aule dove sono celebrati processi del tipo di questo che stiamo celebrando noi. Per quanto riguarda poi la richiesta di copia della documentazione, mi si dice che tecnicamente è possibile, salvo per il richiedente, di predisporre i mezzi per ottenerne la copia. Per quanto mi riguarda, faccio tuttavia presente che la richiesta deve essere autorizzata da me e che io non darò autorizzazione alla copia delle parti dell'udienza che riguardano le riprese dei testimoni, e questo per motivi di sicurezza. Chiedo scusa Presidente, allora solo per verificare se ho compreso bene, la videoregistrazione si aggiunge come tecnica di verbalizzazione alla stenotipia? Sì. Cioè sono entrambe utilizzate? Sì. E vanno a fare parte entrambe le forme di documentazione, vanno a fare parte, ai sensi dell'articolo 139, vanno a fare parte degli atti del procedimento. Perfetto. E le parti di conseguenza sono abilitate a estrarne copia. Perfetto. Dico però che non autorizzerò la copia di riprese visive, riprese video di testimoni, e questo per motivo di sicurezza nei confronti dei testimoni stessi. Dopodiché possiamo procedere, se l'ufficiale giudiziario ci dice chi sono i testi presenti. Presente c'è Cantali Giuseppe, Pistoni Mariano, Ialiotta Francesco. Pubblico ministero? Aliotta. Sì, vuole introdurre Aliotta, per favore. Se mi date la linea alla cella, dovrebbe essere la cella 15. Quel video là non arriva a vederlo lei? Quella all'estremità? Dovremmo solo orientare meglio quel video là, non abbiamo altro. Cosa dovremmo mettere? Presidente, vuole dire questo, in altre aule, come a Caltanissetta, sono state predisposte all'altezza delle singole stanze dei video
in modo che gli imputati guardino il video, sono appoggiati nell'estremità del tavolo e gli imputati guardano il video. In effetti è così, la richiesta credo che lei la possa fare di ottenere questi video. Ci occuperemo anche di questo. Intanto se c'è qualcuno che si possa occupare di girare un po' quello schermo, di dirigerlo verso la diagonale. Si accomodi, sì. No. Poi vediamo se possono sistemare dei monitor. Lei è il signor? Aliotta. Si vuole avvicinare al microfono, per favore? Sì, Aliotta Francesco. E il luogo e la data di nascita? Catania, 20 maggio del 46. Risiede a Catania, signor Aliotta? Sì. Ora, lei è stato chiamato qui come testimone e ha l'obbligo di dire la verità. Siccome non abbiamo qui la formula del giuramento, gliela leggo io, signor Aliotta. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che lei assume con la sua deposizione, si deve impegnare a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è sua conoscenza. Ascolti le domande del pubblico ministero. Che attività lavorativa svolge, signora Aliotta? Attualmente sono un marittimo. Da quanto tempo svolge questa attività? Dunque, il primo imbarco l'ho fatto nel novembre del 94. No, aspetta, settembre del 94. Prima che attività svolgeva? Lavoravo alla Sigros. Ci può indicare l'arco temporale in cui ha lavorato alla Sigros? Ma penso dal 73, 72 fino al 92, gennaio del 92. Quando fu assunto il responsabile della Sigros, chi era? Cioè il mio direttore? Sì. Un certo Pavone. Lei ha conosciuto il cavaliere Conservo? Sì. Ricorda il periodo in cui Conservo si occupò della gestione del Sigros? Ma dal momento in cui io sono entrato fino all'ultimo era il presidente, cioè poi se n'è andato lui qualche anno prima che me ne andassi io, non mi ricordo però la data precisa. D'accordo. Lei ricorda di un incendio al Sigros? Sì, quella sera ero lì. Cosa ricorda di quella sera, signor Aliotta? Niente, io è bloccato. Niente, era la sera verso le 5, guarda, non ci penso ora, era 5, 6. Io ero in ufficio tutto a vetri, si è presentato un uomo travisato, mi ha invitato ad uscire dall'ufficio e poi quando ero già quasi fuori ho sentito... Scusi un momento, signor Aliotta, prego gli imputati di non fumare. Spenga la sigaretta lei. Niente, come le dicevo, il momento che stavo per uscire proprio dal fabbricato ci sono state le fiamme, c'è il boato, sa, della benzina che fa vum,
basta. Per il resto poi tutto quello che è successo dopo, le fiamme, le cose. Allorché si trovava presso il suo ufficio, era presente qualcun altro? Sì, c'era un dipendente. Ricorda il nome del dipendente? Rosario me lo ricordo, il cognome non me lo ricordo. Quando è stato sentito il 12 febbraio del 91 dai carabinieri ebbe a dire che il dipendente era Rosario Di Stefano, può essere? Di Stefano, sì. E allora la persona che si è avvicinata era armata? Sì, aveva una pistola. Ricorda le sembianze, il viso, la statura di questa persona? Aveva una calza in faccia e cioè le dico che io in un primo momento l'ho preso per uno scherzo di carnevale, perché si è presentato, mi ha invitato, prego, uscite. Ricorda un accento, un'inflessione particolare della persona in questione? Cioè io ho avuto l'impressione che non fosse, quella volta mi pare che lo disse, che non fosse italiano, perché mi ricordo che mi disse prego uscire, perciò io ho collegato che non fosse molto probabilmente italiano. Lei quindi insieme al Di Stefano è uscito sull'intimazione dell'uomo, è uscito dal magazzino? Sì, dopo me l'ha detto 1 o 2 volte, 3 volte, una cosa del genere, perché mi pareva che fosse una cosa che non... Ricorda cosa ha fatto appena uscito dal magazzino? Niente, sono uscito, abbiamo girato, poi quando siamo arrivati dove usciva la merce, dove si accatastava tutta la merce, già c'era la benzina a terra, o perlomeno un liquido che faceva odore di infiammabile. Ricorda se ha incontrato nel frattempo altri suoi dipendenti, collaboratori? Sì, una volta uscito? Un altro signore che era su un elevatore. Ricorda il cognome di questo signore? Senta, è qua assieme, io l'ho visto ora, però il nome non me lo ricordo nemmeno. L'ho visto ora. L'ha visto dove? Nella sala testi? Sì. Lui era sul muletto ed è stato invitato a scendere pure e ci siamo avviati tutti quanti verso l'uscita. E ricorda se questo signore in particolare le disse qualcosa che aveva sentito o visto? No, non mi ricordo. Ricorda, innanzitutto, ricorda di aver visto altre persone insieme, unitamente al soggetto che vi ha intimato di uscire? Io ho visto solo questa persona. Ricorda se altri suoi collaboratori hanno visto altri malviventi? Qualcuno diceva che erano 7, qualcuno dicevano 8, non lo so, però io ho visto solo questo che mi ha accompagnato fuori. Ricorda di aver appreso dal Crisafulli, ricorda di aver appreso da qualcuno dei suoi collaboratori, qualche frase particolare che era stata pronunziata da qualcuno di questi malviventi? Non lo so, se lei mi fa ricordare, non lo so. Quando è stato sentito dai carabinieri, io inavvertitamente ho pronunziato poc'anzi un cognome. Con questo Crisafulli abbiamo ebbe a dire, chiedo scusa, a meno che lei ricorda, forse ricorda qualcosa. Con Crisafulli io mi ricordo che abbiamo tirato fuori tutti. Chiedo scusa, Crisafulli chi è? È un dipendente. Lei ricorda di aver incontrato il Crisafulli quella sera? Sì, assieme abbiamo levato tutti i muletti prima che pigliassero fuoco, cioè prima che i capannoni man mano che pigliavano fuoco uno appresso all'altro, abbiamo tirato fuori tutti gli elevatori, i traspale, tutte queste cose per cercare di salvarli. Chiedo scusa, ricorda se il Crisafulli le ebbe a dire in particolare qualcosa? Non lo so. Quando è stato sentito dai carabinieri il 12 febbraio del 91 ebbe a dichiarare: in questo frattempo il Crisafulli mi ha riferito che i malviventi chiedevano dov'è il mangiamerda, ripetendo alcune volte questa frase. Sì.
forse cercavano la guardia giurata, non lo so. Lei o comunque qualcuno dei suoi collaboratori ha commentato magari chi fosse la persona alla quale si riferissero con quell'espressione? Cioè, in un primo momento qualcuno mi ha detto che fossi io, ora mi ricordo, cercavano lei, ma non lo so, siccome io non... Vi era un servizio di vigilanza nei magazzini Sigros? Sì, c'era la Celere. Quando è avvenuto il fatto, vi era qualcuno della Celere? Sì, c'era la guardia all'ingresso. Ricorda se la guardia all'ingresso ebbe a fare qualche cosa in merito alla vicenda che si era verificata? Niente, io l'ho incontrato perché praticamente lui, a quello che mi ricordo, non si è accorto di niente di quello che succedeva. Lui è accorso, diciamo, io correvo verso i telefoni per cercare di telefonare, i pompieri, e lui invece veniva verso di me, una cosa del genere, cioè ci siamo incontrati nel piazzale. E quindi non Ma già l'incendio, cioè già era partito l'incendio, lui non si è accorto, almeno a quello che disse lui, non si è accorto di niente. Voi avete cercato di ricostruire un po' come si erano svolti i fatti, anche in particolare in merito al punto dal quale erano entrati i malviventi? Cioè, la cosa che si pensò che venissero dalla parte, diciamo, a sud del capannone, cioè da dove prese fuoco praticamente. Ci può, per quanto potrebbe essere possibile, dare una descrizione un po' del luogo o delle posizioni dei vari capannoni, a cominciare dal suo ufficio, dall'ufficio dove si trova lei? Il mio ufficio era quasi alla fine del capannone, dal lato sud, no? L'accesso principale del capannone da che parte era? L'accesso principale era dove c'era la guardia giurata ed era dal lato est. Come si chiama quella strada, la ricorda? No. Aspetti, terza strada, zona industriale, piano tavola, Belpasso. Rispetto a dove si trova oggi Città Mercato, il magazzino dove era situato? A nord di Città Mercato. Cioè a che distanza da Città Mercato, più o meno? Ma lo so, penso saranno 2 chilometri, forse 2 chilometri, Quindi lei indicava il portone principale d'ingresso, ecco. I magazzini invece interessati dal fuoco? Io a questi mi sto riferendo, cioè ai magazzini interessati dal fuoco. In che posizione si trovavano rispetto all'ingresso? A che distanza più o meno approssimativamente? Dunque, praticamente da dove si presume che siano entrati, la guardia non poteva vedere niente perché c'era uno spiazzo grande, dall'ingresso principale c'è uno spiazzo grande, poi si doveva girare a sinistra e poi si trovava un grande spiazzo che era parte asfaltato e parte a terreno libero. Perciò, se sono entrati da lì la guardia non vedeva niente, ha visto, come diceva lui, poi solo il fumo e le fiamme e si è messo in allarme. Lei o altri ha visto il luogo dal quale poi si sono allontanate le persone in questione? No, guardi, perché diciamo quella sera, sfortunatamente anche per un altro fatto, io avevo il ragazzo, il bambino, che a quel tempo mio figlio era piccolo, aveva 11 anni, era con me quella sera, perché essendo la sera di carnevale, avevo pensato di andarmene prima, verso le 5, le 6, il ragazzo era venuto con me, perciò poi io in un primo momento quando ho visto le fiamme ero andato, stavo per uscire, poi mi sono ricordato del ragazzo, ho cominciato a chiamarlo. Ecco, magari forse per questo io non ho visto quanti erano, quanti non erano, perché poi ho avuto il problema di andare a rintracciare mio figlio. Per quanto invece riguarda la persona che vi aveva intimato di uscire, lei ha visto poi da che parte si era allontanata la persona in questione? No, guardi, io appena ho girato l'angolo, appena ho girato per andare nello spiazzo, ho messo i piedi sulla benzina, e poi
non l'ho più realizzato dove è andato sto signore, perché mi sono reso conto che non era uno scherzo, perché fino a quando io sono arrivato lì credevo che fosse, come era il periodo di carnevale, sti scherzi, non so, si fanno continuamente. Quando ho messo i piedi sulla benzina o petrolio, quello che era, ho realizzato insomma che non era più uno scherzo. Le sue competenze specifiche quali erano allora come direttore? Niente, io dovevo, soprassedevo al deposito di piano tavola. E si occupava anche dei rapporti con i fornitori? No. I miei rapporti erano con tutti i negozi della catena, cioè con i negozi della catena SMA. Del trasporto merci se ne occupava lei specificamente? Certo, sì, era una delle mie, organizzare i camion, organizzare i giri. Prego. Organizzare tutta la distribuzione della merce è uno dei miei compiti specifici. Ricorda quali erano le ditte che operavano, lavoravano con voi, almeno al tempo in cui... Ma come ditta fissa c'erano i Rieva, la ditta più grossa, poi c'era un altro signore con un camion frigorifero, un tir frigorifero, e poi di tanto in tanto si andava chiamando qualcuno così quando c'erano delle emergenze. E ricorda magari le altre ditte? No, ogni tanto chiamavamo un certo Iacapraro, però per piccolezza, non erano grossi 1 o 2 viaggi con camion piccoli per di più. Lei conosce la ditta Di Martino? No. Conosco per nome, per sentito dire, perché è una grossa ditta di autotrasporti, ma non ho mai conosciuto loro. Dico, hanno lavorato le risulta che i Di Martino abbiano lavorato con il Sigros? No, con il Sigros no, ma facevano trasporti per conto dei fornitori che portavano la merce, acque minerali, insomma un po' di tutto. Lei conosce la ditta Bartolini? Sì, pure, certo. La ditta, come nome. Sì. Ricorda se la ditta Bartolini o per conto del Sigros o dei fornitori ha lavorato presso quei Bartolini era uno dei trasportatori fissi, ma non chiamato dalla Sigros, come il De Martino, erano ditte che fanno trasporti, essendo la Sigros una che assorbiva una grossa fetta delle consegne catanesi. Bartolini era quasi ogni giorno lì. Scusi, vuole chiarire quali rapporti ci fossero tra il deposito del Sigros e quello che comunemente viene chiamato il complesso di Città Mercato? Innanzitutto, se all'epoca già esisteva Città Mercato. Sì, esisteva. Ecco, che tipo di rapporto c'è tra il deposito e Città Mercato? Noi fornivamo parte della merce a Città Mercato, la piccola, quella che noi chiamiamo le piccole rotazioni, la merce che non conviene chiamare a camion interi o a partite grosse, non lo so, tipi particolari di profumeria, di spezie, queste cose qua. Allora li fornivamo noi come SMA, come Sigros. Ecco, ma Città Mercato appartiene allo SMA ugualmente? Che io sappia, sì. Lei ricorda chi fosse all'epoca in cui lei era il responsabile del Sigros, chi fosse il responsabile del complesso Città Mercato? Sì, me lo ricordo così vagamente in faccia, ma manco il nome non me lo ricordo. Lei per quanto tempo ha lavorato al Sigros? Io l'ho detto, 17 anni. Quanti responsabili ci sono? Città Mercato ha visto, non è che io ho un rapporto diretto con loro, con gli altri responsabili magari delle varie SMA che prima erano S7, Sivad, eravamo stati assieme quando la ditta man mano cresceva. Poi sto signore mi pare lo pigliò la Rinascente da fuori,
Io ci ho parlato tante volte, perché non è, però il nome non me lo ricordo. Se lo dovessi vedere... Presidente, io chiederei che i detenuti venissero invitati a far silenzio. Sembra che ci sia una discussione parallela a quello che avviene in questo processo. Allora, prego il personale che si trova nell'area e se può essere raggiunta la mia voce anche nelle parti esterne all'aula di abbassare la voce, perché nell'aula mi pare che c'è silenzio. Infatti, avvocato Giuffrida, ho detto questo. Procede. Lei ricorda se in epoca successiva all'incendio del febbraio 91 vi fu qualche altro incendio davanti, nei pressi del Sigros? No, io... Ci vuole dire se accanto al Sigros vi sono altri stabilimenti industriali, altre attività di altre aziende? Dunque, inquadrando il deposito in questo modo, a nord c'era una cava di pietre, poi di fronte all'ingresso principale c'era uno che faceva bombole di gas, e diciamo al lato est. A sud c'era uno che faceva macchinari per marmo, per lavorare queste cose qua, e poi a ovest c'erano tutte le sciare. Cioè, vicino io non mi ricordo che qualcuno abbia in quel periodo, se ci sia stato qualche altro incendio. Lei come è stato assunto al Sigros? Ricorda? Dunque, le dico proprio, io prima navigavo, cioè prima nel 72 ero un marittimo pure, 72-73. Ho incontrato un collega che navigava e poi si era messo a lavorare qui alla Sivad, a quel tempo si chiamava Sivad, e mi ha detto: senti, se tu non puoi più navigare, lì stanno assumendo perché stanno aprendo un grosso centro. Io mi sono presentato agli uffici così, e quella sera ho avuto la fortuna di incontrare lì nell'atrio il cavaliere Conservo, perlomeno dottore, a quel tempo era dottore Conservo, e le racconto il fatto proprio preciso. Ho detto: senta, io vorrei vedere se posso essere assunto in questa... la centralista dice: senta, lei faccia una domanda. Allora dico: senta, io domanda non devo fare, lei mi dica qua se c'è qualcuno con cui interloquire e io ci parlo subito. C'era sto signore, dice: se lei cerca chi comanda sono io, venga. Abbiamo discusso e mi ha detto: vabbè, da domani venga. Io ho cominciato, diciamo, come impiegato di quarto livello. E chi era? Lavoravo praticamente, caricavo i camion, li scaricavo, tutta sta roba qua, e poi man mano. E chi era l'amico che le propose, le indicò questa possibilità? È un mio collega, ora è comandante lui, un certo... Ma lui lavorava sempre? No, poi lui ha fatto... Cioè, lavorava alla Sivad, la Sivad che rapporto aveva con l'attività del conservo? C'era un rapporto oppure... Sì, lui era l'amministratore. Questo suo amico? No. Cioè, questo amico mi indirizzò a dire: se cerchi lavoro a terra puoi andare in questo posto, perché siccome stanno aprendo un grossissimo deposito, a quel tempo era il Gross Market a Ognina.
Ecco, le voglio dire, ma questo suo amico No, lavorava... poi dopo un mese se n'è andato. Non ha E più... come si chiama questo suo amico? Ciccio Spoto. Scollo? Spoto. Spoto. Ma è una persona, diciamo che così... Lei ci sa dire chi erano, se ce n'erano più di uno, i proprietari del Sigros? Ma guardi, io ho avuto sempre, diciamo, come riferimenti di comando il cavaliere Enrico Cosentino e il cavaliere Conservo. Altri soggetti interessati che lei sappia? I vari funzionari, diciamo, però come proprietari, come riferimento della proprietà erano i due, Conservo e... Era una società? Sì. Che tipo di società era? Società per azione mi pare che fosse. E dico, lei aveva soltanto questi due punti di riferimento, il Conservo E Enrico Cosentino. ed Enrico Cosentino. Altre persone che come proprietari no, non ho mai avuto riferimenti. Poi certo c'era il direttore. Ecco, le voglio dire, non ha avuto indicazioni su altri proprietari del sì, Sigros? che ce ne fossero altri soci, io lo sapevo, però diciamo come riferimento le persone che io vedevo sempre erano i due. Queste le persone che lei vedeva sempre, ma che le risulti, Certo, sa indicare altri soci del I Sigros? Cosentino erano tutta la famiglia. Oltre i Cosentini, il Cosentino e il Conservo, altre persone sa indicarne? Come Fivat no, poi nacque un'altra società, la Come Sigros, sempre loro erano. Poi ci fu praticamente negli ultimi tempi, prima della Rinascente entrò un altro gruppo di Milano, o perlomeno personaggi di Milano, e poi dopo ci fu il trapasso alla Rinascente. Però queste informazioni io gliele dico così per sentire dire, non è che io fossi, diciamo, all'altezza. Ecco, e chi può essere all'altezza di dare indicazioni? E i proprietari. Oltre i proprietari, nell'amministrazione, come funzionari? Lei poc'anzi parlava anche di funzionari. Non lo so, qualcuno che tiene i libri contabili. Ecco, io le sto chiedendo il nome, il cognome, o solo il cognome di persone che per le funzioni esercitate all'interno del Sigros siano in grado di dare informazioni di questo tipo. Attualmente non lo so. All'epoca. Lei ha lavorato 17 anni, ecco, sì, però tenga presente che io, diciamo, ero un topo di magazzino e negli uffici non ci andavo quasi mai. Ma dico, ci sarà stato qualche volta, ha capito chi è che di fatto gestiva, al di là di Conservo? Il tempo che c'ero io come contabile c'era un certo dottor Truscello, capo della contabilità, o perlomeno degli uffici. Dottor? Truscello. E questo è rimasto, che lei sappia? No, è andato via pure, mi pare perché avevo raggiunto l'età. Come si chiama di nome? Non lo so. E altri che avessero funzioni di carattere direttivo e che quindi possono essere in grado di fornire informazioni sull'assetto societario del Sigros? Ma guarda, se non glielo sa dire questo signore, c'era lui il capo dei contabili, tutte queste cose qua, altre persone non gliene posso indicare, non saprei che dirle. E dove abita, se lo ricorda? Non lo so. Non lo sa. Diciamo che, come le dico, io ogni tanto, ogni mese, ogni 2 mesi andavo negli uffici, ma poi per il resto passavo le giornate intere lì nei depositi, perché era lì il mio posto di lavoro. Lei il cavaliere Iacono lo conosce? Ho sentito dire di questo Iacono. O Iacono, in questo momento non so se sto storpiando il nome. Ecco, lei veniva indicato come uno dei soci. Visto che quindi qualcun altro... Sì, non era materia mia, ecco. Ecco, e veniva, era presente, si vedeva, lei ha detto l'ho visto qualche volta. L'avrò potuto vedere forse 1 o 2 volte in tutto il tempo che io sono stato lì.
E altri soci ancora, oltre lo Iacono? Che io sappia, c'è una materia dove non so andare, Lei ha detto che conosceva di vista il direttore, comunque il responsabile di Città Mercato. Cioè, oltre che di vista, attenzione, c'erano rapporti sia telefonici per la consegna della merce, però non riesco ad inquadrarlo questo signore. Che non riesce a inquadrarlo come viso o come nome? Come viso e come nome. Però che io abbia avuto rapporti con questo signore è indubbio, perché rapporti diciamo di natura anche di liti, perché non gli potevo mandare la merce perché non ci arrivavamo a prepararla. Lei ricorda, ha saputo se questo signore ha avuto è rimasto vittima di qualche episodio? No. Non le risulta? Cioè, io non lo so. Lo ha sentito dire nell'ambito Ma che tipo di episodio? No. Cioè minacce, No, qualcosa del genere? Non ne sa nulla? No. Lei è in grado di dire se Conservo era sottoposto ad estorsione, se avevano... Completamente, sì, nel modo... Non ne sa nulla. Lei conosce il signor Tuccio Salvatore? Prego? Conosce il signor Tuccio Salvatore? Non lo so. Come non lo sa? Tuccio. Non mi dice niente il nome. Chi era? Non lo so, mi aiuti a ricordare. Sto chiedendo a lei. Lei ha fatto una pausa. Cioè, sto cercando di ricordare, c'è Tuccio, È un nome che le viene nuovo? Le ricorda qualche cosa? Cos'era, un trasportatore, un qualcuno? Non posso rispondere alle sue domande, io le faccio. Sì, lo so, no, per aiutarmi a ricordare, Tuccio Salvatore. Le dico, cioè, come cognomi, se lei mi dice qualcosa, cioè, può essere magari che l'abbia conosciuto, però il cognome mi sfugge. Come mi sfuggono anche i cognomi di gente con cui ho lavorato 17 anni, 14 anni. Non ho altre domande per adesso. Una sola domanda alla cortesia del Presidente della Corte. Signora Liotta, lei ha parlato poco fa di tale signor Crisafulli. Che attività svolgeva nell'azienda? Che mansione svolgeva? È un preparatore. Uno? Preparatore. C'è un operaio lì dentro che prepara la merce. Preparatore cosa vuol dire? Pigliare la merce fisicamente dai pallet e metterla in un volo, per spedirla nei negozi. In quell'epoca, presso la struttura in cui lei aveva le proprie mansioni, quanti erano quelle che svolgevano la funzione del Crisafulli? Non è in grado di specificarlo? Mi dovrei ricordare l'organico di quel tempo. Comunque nell'arco di alcune decine? Prego? Nell'arco di alcune decine? Sì, va bene, logico, eravamo penso una ottantina, 70, 80 personaggi. E i preparatori erano sui 20 e 30? 20, 25, una cosa del genere. Grazie Presidente. Altri interventi? Il pubblico ministero vuole finire l'esame? Altre domande? Può andare. Prossimo test. Pistone.
Si accomodi, si sieda. Lei è il signor? Le sue generalità complete, per favore. Luogo, data di nascita e luogo di residenza. Io nato nel Cile, Risiede? residente a Monte dell'Anastasia e via Terese 14. Sì. Lei è stato chiamato come testimone, ha l'obbligo di dire la verità secondo la formula che dovrà leggere a voce alta. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione l'impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Ora ascolti le domande del pubblico ministero. Signor Pistone, dove lavora lei? Deposito Citrus. Da quanto tempo lavora al deposito sì? Gennaio 82. Gennaio 82. Si deve avvicinare al microfono, cortesemente. Ecco, ripetiamo allora la domanda. Lei da quanto tempo lavora al Sigros? Dell'82. Dall'82. Che attività in particolare svolge? Prima facevo il preparatore, cioè prendevo della merce per vari negozi. Poi mi sono messo sul stile, cioè per alzare la merce, per diversi corridoi, cioè impostare la merce. Cioè per Stoccatore, stoccatore, cioè della merce che arrivava nell'entrata merci che noi la portavamo in vari corridoi. Ecco. Lei ricorda l'episodio dell'incendio che si verificò nel febbraio? Quello che ricordo io è che sono avanti e indietro con questo stile che porto la merce e portarla. Che cos'è questo stile? Ce lo faccia capire. Il stile è il sollevatore che prende le pedane per portarle nei vari scaffali. Ecco. Allora? E allora io andavo avanti e indietro e tutto un tratto esco del riparto dove c'è l'entrata merce per andare in vari corridoi con la merce, no? E ho visto solo delle persone uscire dall'ufficio insieme al capo Aleotta e altri colleghi, con una persona di dietro aveva una calzetta e mi ha puntato la pistola e mi ha fatto andare fuori. Dice vai fuori insieme agli altri. Tutto questo. E ricorda in quanti erano queste persone che... persone, io ne ho visto uno, poi in quel momento dopo che ci hanno fatto uscire c'era un mucchio di persone che uno non so se erano dipendenti, erano autisti o erano altre persone che...
Ma dico, poi siete stati invitati, lei è stato invitato a uscire fuori e poi hanno acceso il fuoco, però non è che ne so dove è partito che è acceso il fuoco. Ecco, ma quante persone ha visto? Lei ha visto persone incappucciate o erano... Sì, no, incappucciate qualcuno. Uno l'ho visto personalmente che mi è venuto vicino, che tutto un tratto ho detto, pensavo che facevo la rapina, mi ha detto. Ma poi ha detto esci fuori insieme agli altri e sono uscito. E quanti erano complessivamente, dico anche attraverso i commenti con i suoi colleghi, ha potuto ricostruire quanti erano? Chi diceva 4, chi diceva 5, perciò poi il momento di causa non è che poteva pensare uno... Ecco, e si trattava, 5, 6, si trattava di persone, uno quello che ha intimato a lei era armata, mi pare. Sì, armata, sì. E le altre persone? Altre persone neanche, se non l'ho visto perché in mezzo a quella confusione, sai com'è, uno scappa di qua, scappa di là non è che poteva, ma c'era più paura che altre cose. Ecco, ma quando a lei venne intimato appunto di uscire, il... che c'erano circa 400 metri o forse più, ma c'era un po' di cosa, no? di paura, perché chi gridava di qua, chi gridava di là, sai com'è. Lei ha sentito chiamarsi tra di loro non vorrei sbagliarmi, ho sentito solo chiamare una voce Franco e basta, poi... E poi come sono andati via questi? Voi siete rimasti lì? No, noi siamo usciti, quando siamo usciti poi abbiamo visto che c'era anche il vento a favore e ha dato a fuoco tutto e basta. Era più la paura che altre cose. Ecco, però dico, siete andati via, siete ritornati per aiutare? No, io no. Lei non è tornato? Io non sono ritornato indietro, poi eravamo lì avanti alla il portinaio là che guardavamo, potevamo fare ecco, niente. ma avete perso le tracce di queste persone che vi avevano fatto uscire? Li avete visti con quale mezzo si sono allontanati? No, questo no, perché in mezzo di confusione, cambia a destra, cambia a sinistra, sai com'è, non è che può vedere le persone, che poi venivano tante persone a scaricare la merce e ce n'erano tutti i colori. La persona che lei sentì chiamare... Sì, ma è stato sempre un momento di... Ecco, no, la persona che chiamò un altro complice con il nome di Franco, mi faccia finire, era quello che intimò a lei di uscire oppure... No, sarà qualcun'altro ancora. E quanti eravate i dipendenti in quel momento presenti in azienda? Non so se eravamo 15, 20, una cosa del genere. Lei... quando è stato interrogato ha parlato di 30 persone, eravamo circa 30 operai a lavorare. Sì, per un momento, però ecco. c'è da dire che c'è una certa, perché ognuno di noi aveva il nostro compito, no? In quel tipo di lavoro eravamo così, poi c'era l'entrata merci, c'era l'uscita merci, perché non è che vado a contare quante persone sono, eccetera, perché io mi interessa fare la mia giornata e finisco lì. Non ho altre domande. Una sola domanda. Lei ha detto che una persona armata e travisata lei intimò... Un momento, io ho detto alle persone, ho sentito quella voce, non è che... Comunque lei ha detto di uscire fuori. Lei era solo o c'erano altri suoi compagni nel momento in cui questa persona le imponeva di uscire fuori? Io ero da solo, però vedevo uscire dall'ufficio altri miei colleghi, sembrava che era uno scherzo, siccome era il periodo di carnevale. No, ma questo non mi riguarda. Dico, nel momento in cui questa persona travisata le dice esce fuori, era lei e questa persona sola a tu per tu? C'erano delle persone che uscivano dall'ufficio, io che venivo con questo stile, questo lavoratore, e per spuntare a questo esce anche tu perché... E fu una sola persona che le impose di uscire fuori o più persone? No, una sola. Ho finito, Presidente. Altre domande al teste? Può andare, signor Pastore. Teste successivo. Cantale Giuseppe.
Sì, lei il signor? E le sue generalità, signor Cantare, nome, cognome, luogo, data di nascita e luogo di residenza. Cantare Giuseppe, nato 14 del 44, nato a Troina. Sì, risiede dove? Dove risiede? Residente a San Gregorio di Catania. Va bene, così lei è chiamato come testimone, deve dire la verità, legga quella formula. A voce alta, per favore. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non a nascondere nulla di quanto è la mia Conoscenza. Bene. Ascolti le domande del pubblico ministero. Signor Cantale, che attività lavorativa svolge? Io dipendente del Sigros, come era allora, come stoccatore sollevatore di mecce sui scaffali. Da quanto tempo lavora al Sigros? Sigros dell'80. Dall'80? Sì. Quindi ha esattamente il ruolo di stoccatore, diceva? Allora aveva stoccatore, oggi no più. Allora quando? All'inizio dell'attività? Sì. Ricorda di un incendio che si sviluppò al Sigros? È stato il 12 di febbraio del 91. Lei era presente sul posto di lavoro? Io mi trovavo in quel momento, stavo portando un sollevatore nella sala carica. Al ritorno ho trovato l'incendio. Cioè ha visto delle fiamme? Sì. E ricorda la zona esattamente in cui vide quelle fiamme? Dove c'era l'incendio? Sì. L'incendio è stato all'inizio dei capannoni, proprio all'inizio. Io mi trovavo di dietro all'apposto del capannone dove c'era la sala carica. Quando lei si accorse all'incendio, Sì, prego. L'incendio era all'inizio oppure già si era sviluppato? Già era sviluppato di una campata di scaffalatura. Lei cercò di fare qualcosa in quell'occasione? Ho cercato di prendere un estintore, ma non ho potuto fare niente, me ne sono andato. Ha potuto osservare o ha saputo qualcosa in merito all'incendio quella sera stessa? No, niente, era incosciente, in quel momento io non ho capito niente. Ricorda se c'erano altri suoi colleghi di lavoro poi Niente, non ho visto più a nessuno, io là dentro infatti sono uscito. E fuori poi ha visto qualcuno? Fuori dei cancelli fuori. Ho trovato persone, colleghi di lavoro e altre persone strane che non so chi erano. Ricorda se qualcuno dei suoi colleghi ebbe a fare qualche osservazione su quello che era accaduto? No. Ricorda se qualcuno dei compagni disse che era stato minacciato o se si era presentato qualcuno? No, niente. Lei quando è stato sentito lo stesso 12 febbraio del 91 ebbe a dichiarare: ho saputo dopo dai miei colleghi dell'uscita merci che gli stessi erano stati minacciati con delle armi da diverse persone col volto travisato da calzemaglie. Sì. Persone le quali avevano occupato, chiedo scusa ma è quasi illeggibile la copia fotostatica a mia disposizione, il locale i quali avevano cosparso il locale con della benzina che avevano in bidoni.
Ricorda di aver sentito qualcuno dire queste cose? Sì, fuori del deposito. Quella sera stessa lo sentì? La sera stessa, sì. Ho finito, Presidente. Avvocato Pogliese. Una domanda, signor Cantale. All'epoca dei fatti, quindi febbraio 91, il complesso Sigros dove lei lavorava, cioè lo stabilimento dove lei lavorava, di quante capannone si componeva? No, capannoni come corpi autonomi di fabbrica, cioè tra loro separati, erano più corpi di fabbrica o uno solo? E con quante divisioni poi? Erano 1, 2, 3 divisori, Sì. uno così, 2, con 3 divisori. A sua stima, certo non può avere le dimensioni esatte, la superficie coperta di questo capannone quant'era? A livello di centinaia di metri, di migliaia di metri? Non lo so. Neanche a carattere approssimativo? Non lo so, dico 10.000 non lo so, dico 20.000 non lo so. Era quadrato o rettangolare come? Ma il capannone era quadrato. Va bene, grazie Presidente. Altre domande? Può andare, signor Cantale. Ci sono altri? Sì, facciamo entrare il test Vicarelli Rosario. Ufficiale giudiziario. Sta ricercando il test nel labirinto. Ce n'è altri? Lei è il signor? Di nome? Luogo e data di nascita? E luogo di residenza? Più vicino al microfono. Si avvicina al microfono. Lei è chiamato come testimone, ha l'obbligo di dire la verità. Dovrebbe leggere la formula che è scritta su quel foglio. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Adesso ascolti le domande del pubblico ministero, risponda tenendosi vicino al microfono. Che attività svolge, signor Vicarelli? Sono operaio al deposito Sigros Da quanto tempo? da settembre dell'83. Lei era presente la sera in cui si verificò l'incendio al Sigros? Lavoravo, diciamo, cioè non ero presente quando è successo il fatto. In che senso non era presente? Cioè, ero distante dal luogo in cui è avvenuto. È avvenuto che cosa? Cioè, non so, le persone che si sono presentate hanno. Ecco, lei che cosa ha saputo? Cioè, mi racconti cosa è successo per quello che è a sua diretta conoscenza e per quello che ha sentito eventualmente dai suoi colleghi. Sì, diciamo che io mi trovavo distante dal luogo in cui è successo il fatto e dopo un po' di tempo vedevo un bagliore a distanza e mi sono avvicinato. Lei era all'interno del... Sì, era all'interno del magazzino, quindi ero un po' diciamo distante.
Allora mi sono avvicinato vedendo questo bagliore, sono sceso anche dal carrello, dal sollevatore, mi sono incamminato verso il luogo, ho preso un estintore, ma vedendo che era già abbastanza, il fuoco aveva preso già abbastanza merce, quindi l'estintore non faceva niente. Ho provato a prendere una manichetta, trovando anche un altro collega, però evidentemente non sono riuscito, perché la pressione dell'acqua a cercare di fermare il fuoco, che è stata la prima cosa istantanea che ho cercato di fare. Poi niente, poi vedendo che non riuscivo, non c'era la pressione dell'acqua, ho lasciato tutto e abbiamo messo in salvo un po' di i carrelli sollevatori, i mezzi di lavoro, e li abbiamo portati assieme a un altro collega nel deposito, dove l'abbiamo rinchiusi con la porta tagliafuoco. Che cos'è la porta tagliafuoco? Che ripara da un eventuale incendio. Cioè all'interno del deposito vi è un ambiente... C'è un ambiente riservato dove si mettono i mezzi di lavoro e si proteggono, ci sono queste porte antincendio, E dopo aver fatto questa operazione siete usciti fuori? Sì, dopo questa operazione abbiamo cercato di salvare il salvabile, poi sono uscito. E come salvabile, come materiale così da trasporto, oppure come merce che si trovava lì? Come mezzi di lavoro. Mezzi. In effetti poi è risultato utile. E all'interno del deposito che tipo di merce si trovava, per quello che lei ricorda in quel... Tutto tipo di merce. Che si trattava drogheria, alimentari, merceologia, profumeria, tutti i tipi di... Merceologia in particolare che cosa? C'erano anche capi di abbigliamento? No, abbigliamento no, non ne trattiamo nel deposito. Quindi che tipo di merce? Drogheria, alimentari, profumeria, queste cose così. E siamo rimasti al fatto che lei poi è uscito dal deposito. Sì, dopo che aver fatto quello che ho potuto fare, poi sono uscito e gli altri colleghi ho capito cosa era successo effettivamente. E che cosa ha saputo dai suoi colleghi? Che praticamente sono arrivate delle persone armate che hanno fatto uscire tutto il personale che c'era di presente. In particolare lei con quale collega suo ha avuto modo di parlare? Ma non ricordo, perché era una situazione magari un po' con tutti, una parola con uno, con l'altro, con tante persone. E quindi ha saputo che queste persone erano entrate? Cosa ha saputo? Sì, che queste persone erano entrate, avevano minacciato con le armi i miei colleghi e li hanno fatto uscire fuori. E il fuoco come si era sprigionato? Evidentemente... le chiedo, dico quello che sa. Sì, lei ha visto bidoni per terra? Di questo non ho visto niente, solo tramite racconti. E tramite racconto cosa ha saputo? Niente, è una cosa che è sprigionata non penso che sia stato fatto davanti, che una volta che hanno fatto uscire i miei colleghi, hanno versato forse del liquido infiammabile e poi hanno dato fuoco. Il liquido infiammabile che io poi possibilmente con la manichetta mi trovavo di sopra, inconsapevolmente. E le è stato detto quanti erano queste persone? No. Quante erano queste persone? Non lo so, una decina. Ed erano armati? Sì, armate? Armati e con il viso coperto da... Le è stato dato qualche indicazione sulle caratteristiche fisiche delle persone che avevano partecipato a questa irruzione? Completamente. Non ho altre domande, Presidente. Avvocato Pogliesi. Una sola domanda. Lei ha detto che ha portato degli attrezzi di lavoro in un luogo salva incendio, in un luogo sicuro. In che senso è sicuro dalle fiamme quel luogo? Perché praticamente è protetto, ho detto, c'è una porta tagliafuoco. E com'è composta questa porta? Tecnicamente non lo so, c'è una porta che praticamente si dovrebbe chiudere automaticamente come praticamente c'è del fuoco, del fumo. Però io, anche se da distante, l'abbiamo chiusa noi con le mani. E che dimensioni ha questo locale, protetto?
abbastanza grande perché conteneva parecchi mesi di lavoro. Quindi, a livello di centinaia di metri quadrati? Sì, 200 metri quadrati. A questo locale si accede con una porta sola? Dall'interno del magazzino si accedeva, sì, da una porta sola. Che si dovrebbe aprire e chiudere automaticamente? No, diciamo che rimaneva sempre aperto. Sì, ma dico quando c'è il pericolo? Automaticamente si doveva chiudere. Come rilevava, c'era un sensore che rilevava il fumo del fuoco, quindi automaticamente si doveva chiudere. Però una volta che era a distanza noi l'abbiamo chiusa lo stesso, senza l'aspetto automatico, l'avete chiusa diciamo voi manualmente. Ho finito, signor Presidente. Altre domande? Può andare, grazie. Lasci sulla sedia. Prossimo test. De Luca. Presidente, scusi, l'avvocato Grassia, se può dare atto della mia presenza alla cancelleria? È già stato fatto. La ringrazio. Signor? De Luca? Si avvicina al microfono. Lo alzi. Ecco. Sì. Le sue generalità complete, il luogo, data di nascita e il luogo di residenza. A Catania, 25/12 del 63, a Catania. Sì. Legga a voce alta la formula del giuramento. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è la mia conoscenza. Ora ascolti le domande del pubblico ministero. Signor De Luca, che attività lavorativa svolge? Prego. Che lavoro fa? Sono impiegato al Sigros. Da quanto tempo? Da 10 anni. Ricorda di un incendio che si è verificato al Sigros? Ricorda in che anno fu? Il 92. Sì, nel 92. Quando venne sentito ai Carabinieri, venne sentito quella stessa sera, era il 91. Nel 91, sì. Ricorda? Sì, a Paternò. E di quella sera che cosa ricorda? Io mi trovavo in tutt'altra parte dove è successo il fatto. Dove si trovava esattamente lei? Nell'altro capannone mi accingevo a svolgere il mio lavoro. Noi chiamavamo a corridoio, il corridoio numero 65 era molto lontano dall'entrata merci. E quella zona, quel capannone fu interessato dall'incendio? Dopo sì, no, subito no. Infatti ci siamo accorti, eravamo in due, ci siamo accorti dopo, molto tempo dopo. Abbiamo visto le fiamme già alte. Ricorda qualcos'altro di quella sera? Sì. Cosa fece? Sì, mi ricordo la prima impressione. Ho domandato al mio collega che cos'era, se era fuoco o meno, lui ha detto di sì, siamo corsi
per vedere cosa era successo. Abbiamo preso degli estintori per dare una mano, delle manichette, poi abbiamo visto che non c'era nulla da fare e siamo usciti fuori. Esattamente la vostra attenzione da cosa era stata attirata? E appunto dalle fiamme che si intravedevano fra gli scaffali da lontano. E gli scaffali di quale capannone, chiedo scusa? Del penultimo capannone. Mentre voi eravate esattamente a che distanza da quella zona interessata alle fiamme? Dalla zona interessata c'erano altri 2 capannoni, quindi 100 metri, 150 metri. Eravate nella zona esterna voi? No, esterno no, sono vari capannoni collegati, erano vari capannoni collegati. Quindi voi eravate all'interno dell'ultimo capannone? Sì, perfetto. E da lì avete notato che si stavano sviluppando delle fiamme? Sì. Il collega che era assieme a lei lo ricorda? Chi era? Chiarelli Rosario, sì, eravamo insieme. E allora cosa fece lei? Sì, siamo corsi là, abbiamo preso, ripeto, degli estintori per le manichette, abbiamo attaccato, poi abbiamo visto che le fiamme già erano alte, poi qualcosa che scoppiava, scoppietti della merce o degli estintori stessi, e siamo fuggiti fuori poi. Ci siamo messi a ripare in poche parole. Poi arrivato fuori ho capito cosa era successo, cioè ho saputo cosa era successo da altre persone. E cosa le dissero queste persone? Che c'erano state delle persone che erano entrate con delle armi a minacciarli, li hanno portati fuori dall'altra parte. Ricorda se qualcuno disse il numero delle persone? Ma si parlava di 10-20 persone, così un numero sommario. Ricorda di aver fatto qualche altra cosa quella sera mentre si trovava al Sigros? Sì, poi dopo ci siamo dati da fare per spostare della merce, per evitare che prendesse fuoco. Abbiamo spostato le macchine dal deposito, dal posteggio, un momento di confusione. Lei aveva la sua macchina parcheggiata all'interno sì. E l'ha spostata o l'ha lasciata lì? L'ho spostata, ricordo che l'ho spostata subito perché le schegge del vetro arrivavano fino a là. E dove l'ha sistemata? L'ho sistemata proprio fuori sulla strada per piano tavola e dentro un'area di servizio. E su questa strada vi è qualche altra ditta? Sulla strada dove lei poi ha poseggiato la macchina? Sì, io sono uscito proprio fuori, sono arrivato sulla provinciale dove c'è il rifornimento di Pappalardo, mi sembra che sia. L'ho messa là, ho fatto circa quasi 1 chilometro ho fatto. Lei conosce la ditta elettromeccanica? Di nome così no. Quando è stato sentito dai carabinieri il 12 febbraio del 91 dichiarò: mi permetterai di uscire dalla mia autovettura sostandola nella strada che è posta a fianco alla ditta elettromeccanica. Non mi ricordo. Ricorda comunque di aver dichiarato qualcosa del genere, cioè corrisponde a verità. Ora ricorda l'esistenza di questa ditta da lei stessa menzionata? Mi ricordo la ditta appunto. Perché l'ha menzionata lei stessa, per questo glielo chiedevo. Non mi ricordo. In quel frangente, mentre si accingeva a parcheggiare la sua autovettura, ebbe modo di notare qualcosa, signor De Luca? All'uscita dell'azienda? Mentre lei parcheggiava, si occupava del parcheggio della sua autovettura? Dunque, io all'uscita dell'azienda ho visto nelle strade attorno alle strade interne che vanno nelle varie aziende, nelle cose, c'erano varie auto ferme. O non lo so, o guardavano, perché c'era molta gente che veniva a guardare questo fatto qua. Poi la macchina, ripeto, l'ho uscita fuori, molto fuori dalla strada. Ma ricorda di aver notato una macchina in particolare lei in quell'occasione? Sì, forse una macchina che alle spalle, che si vedeva, io prendendo la strada appunto per uscire, c'era un'auto che sostava nella strada oscura, però con i fari accesi, mi sembrava che era una 1. A che distanza era questa macchina dalla uscita del Sigros?
saranno stati 100-200 metri. Dunque, per comprendere meglio, l'uscita del Sigros dà su questa strada, che è una strada provinciale? No, l'uscita del Sigros dà sulle strade interne. Che ecco, perfetto. Lei nel momento in cui ha visto questa macchina, nelle strade interne, sì. Ecco, quindi questa macchina è nella strada interna, perché in quella zona vi sono altre ditte? Sì, strade interne che vanno nelle varie ditte, sì. Ma sono strade, diciamo, interpoderali e sono di proprietà delle ditte? Di proprietà non lo so, però di solito da là passano solo chi va a lavorare in quelle ditte, credo. E quindi l'ha notata ferma a circa 100-200 metri, ha detto poc'anzi, sì, dall'uscita del Sigros. Questa uscita è sul retro del Sigros? No, ecco, l'ingresso principale del Sigros dove è sito? Su quale strada è? È su una strada privata, però non lo so come la chiamano. Dunque, per uscire si esce dal Sigros, c'è un'altra strada. Chiedo scusa, lei è uscito dalla zona che ci ha indicato? Sì. Questa uscita è quella principale? Sì, da dove entravamo noi, sì. Dunque questa macchina era circa 100-200 metri dall'uscita principale del Sigros? Sì, però dall'altro lato, dall'altra strada. Mi sembra, no. Cioè, giusto perché noi non conosciamo bene la zona, giusto per questo? Sì, praticamente questa è l'uscita del Sigros, no? Sì. Poi c'è un'altra strada che incrocia, che va a finire sulla provinciale. Praticamente era qua la macchina. Ho capito. Ma questo dopo circa mezz'ora che era successo il fatto, mezz'ora, 3/4 d'ora. Cioè, cosa vuol dire questo? Cioè, la macchina non l'ho uscita subito dal deposito, perché prima si è cercato di dare aiuto, di fare qualcosa, diciamo, no? Per spegnere il fuoco che c'è. Lei conosce la ditta Covengas? Sì, è proprio la ditta di fronte all'ingresso principale del Sigros. Ecco, rispetto a questa ditta, la 1 dove si trovava? Dalla parte opposta, di fronte però nell'altra strada opposta. Lei ha notato se vi era qualcuno a bordo della Fiat Uno? Ma ero troppo lontano. Lei poi, dopo quanto tempo, se lo ricorda, rispetto al momento in cui ebbe a parcheggiare la sua autovettura, ritornò a riprenderla? Dopo, quando l'ho ripresa l'autovettura? Sì. Saranno state le 2:30 di notte. Ma lei prima di riprendere e andare via con la sua autovettura... Ho posato l'autovettura, poi sono tornato indietro. È ritornato indietro? Sì, per questo. Prima di andare via dal Sigros, altre volte si è recato in direzione della sua autovettura? No. Quando è stato sentito, signor De Luca, innanzitutto in ordine al momento in cui ebbe a parcheggiare l'autovettura, lei ebbe così a dichiarare: io in particolare mi sono premurato a uscire la mia autovettura dall'interno del parcheggio del deposito, sostandola nella strada che è posta a fianco alla ditta elettromeccanica. Ora, sembra dal contesto del verbale che questa azione da lei fatta, cioè di portare via subito l'autovettura, l'abbia fatta proprio nell'immediatezza del momento, comunque dopo qualche minuto da quando si era reso conto che stava andando a fuoco il magazzino. Sì, quando non c'era più niente da fare, la prima cosa che ho pensato è di uscire dalla macchina, dopo aver tentato di fare qualcosa, diciamo. Allora, e in quel momento ha visto la Fiat Uno. Poi ha detto poc'anzi, le faccio un'altra domanda prima.
lei ha più rivisto la Fiat Uno che aveva notato al momento in cui era andato a parcheggiare l'autovettura? No, che mi ricordi no. Quando sono tornato no. Che mi ricordo. Quando è stato sentito su questo punto specifico ha così risposto: dopo aver notato detta autovettura io sono corso all'interno del deposito per dare eventuale soccorso ai miei colleghi. Quindi in pratica sembrerebbe che la prima azione sia stata proprio quella di portare fuori l'autovettura. Comunque, e poi continua: circa 15 minuti dopo, tornando nuovamente nel luogo dove avevo parcato la mia auto, non ho più visto l'autovettura sopra descritta. Ricorda di aver detto queste cose? E allora le chiedo, lei quindi è ritornato quasi subito a prelevare la sua auto? O comunque è ritornato sul posto per fare qualche azione particolare? Perché così sembrerebbe... Forse non mi sono spiegato bene. Cioè, in buona sostanza, lei è andato a parcheggiare l'autovettura, ci sta dicendo stasera? Sono uscito, sono andato a parcheggiare l'autovettura, ho visto questa macchina, poi sono rientrato dopo, perché c'è un bel pezzo di strada, sono rientrato a piedi, sono rientrato direttamente in ditta per dare una mano ai miei colleghi. Quando è ritornato indietro, la Fiat Uno era... Che io mi ricordi non l'ho vista più, poi c'erano altre macchine perché poi si è creato un caos completo. Io poc'anzi le ho letto quello che aveva dichiarato, mi rendo conto che chiaramente a distanza di tempo lei magari non ricorderà tanto bene come sono svolti i fatti. Circa 15 minuti dopo, tornando nuovamente nel luogo dove avevo parcato la mia autovettura, cioè sembrerebbe che lei parcheggia l'autovettura, ritorna indietro, ancora la Fiat Uno c'era, e poi dopo 15 minuti ritorna sul posto dove aveva parcheggiato l'autovettura. Quindi le chiedo... Non mi ricordo completamente questo particolare. Per il momento un'altra domanda, Presidente. Avvocato Pugliese. Una sola domanda. Lei, signor De Luca, ha detto che nel momento in cui inizia lo svolgimento del fatto, lei si trova lontano in un altro capannone, poi viene, fa quell'attività che ha descritto. Io desidero sapere, perché ovviamente non conosco i luoghi, lo stabilimento Sigros nel 1991, cioè quando si svolgono i fatti, è composto da un solo corpo di fabbrica o da più corpi di fabbrica? Praticamente sono vari capannoni collegati, praticamente è tutta una cosa, praticamente sono tanti capannoni con i vari reparti, sono tutti collegati, è tutto un ambiente, diciamo, però per passare noi descriviamo così il posto di lavoro, capannone dell'acqua ad esempio, dell'olio, per questo dico mi trovo in un altro capannone che era molto distante. Ma queste capannone, per me, ripeto che non conosco nulla dei luoghi, sono uno dopo l'altro? Uno dopo l'altro. Ah, ho capito. E il collegamento che avviene attraverso dei corridoi che... No, praticamente sono attaccati. Ah, ho capito. Quindi come, diciamo, sul piano implicito, come fossero delle grandi stanze l'una dopo l'altra. Grazie. Può andare, grazie. Teste Mannino, Salvatore. Presidente, nomino mio sostituto per oggi il collega Francesco Marchesi. Presidente, scusi, prima di iniziare l'esame, siccome devo allontanarmi per andare all'aula 1, nomino momentaneamente il mio sostituto processuale, l'avvocato Pino Napoli. Grazie. Lei il signor? Il luogo, la data di nascita e il luogo di residenza, signor Mannino. 17-10-57. Sì, vuole leggere la formula del giuramento? Sapevo della responsabilità morale che giuridica di assumo la mia disposizione
funzioni mi impegno a dire tutta la verità e non a nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Ora ascolti le domande del pubblico ministero e parli vicino al microfono. Signor Mannino, se lo vuole avvicinare così lei si mette comodo. Signor Mannino, che attività svolge? Sono ricevitore. Dove? A Sigros. Da quanto tempo? Dal 73. All'epoca lei ricorda il giorno in cui si verificò l'incendio al Sigros, era presente? Sì, il 12 febbraio del 91. Del 91. E ricorda lei dove si trovava in quel momento? Io ero in ufficio che stavo firmando delle bolle di consegna. All'uscita dall'ufficio è venuto incontro dall'altra parte del capannone il mio collega Mirabella dicendo fuoco, fuoco, fuoco. E ho guardato là dall'altra parte del capannone, ho visto che il fuoco rivampava da capannone, da corridoio a corridoio, e mi sono avviato verso l'uscita nel piazzale della portineria insieme che c'erano gli altri colleghi. Ha capito come si era sviluppato l'incendio, che cosa era successo? Si è informato con i suoi colleghi? Poi i colleghi l'ho sentito dire che avevano dato il fuoco. E che cosa aveva sentito dire in particolare? Cosa ha sentito dire in particolare? Questo. Ma chi era stato? Si trattava di una persona? Di più persone? No, i colleghi, non ricordo. No, i colleghi cosa le hanno riferito sulla dinamica del fatto? Le hanno riferito cosa era successo, chi era entrato nel capannone? Erano entrate delle persone e avevano dato... Quante persone erano? Non mi ricordo. Lei ha dichiarato il 12 febbraio, quando è stato interrogato, ha dichiarato che fuori dal deposito veniva a conoscenza del fatto che alcuni individui, in numero di 10 o 12, avevano fatto irruzione all'interno. L'avrei detto, no? L'avrei detto, sì, ma non ricordo. Queste sono dichiarazioni che ha reso lei, le conferma? Dico, sì, confermo, sì. Ricorda se queste persone erano armate, non erano armate? Sì, mi avevano detto che erano, ma ho sentito dire... Erano a viso coperto, a viso scoperto? Il viso coperto era. Comunque lei non ha visto nessuno di queste persone? Ma cioè lei dopo che il Mirabella disse a fuoco uscì e scappò via dallo spiazzo antistante? Dallo spiazzato dove c'è la portineria là, e tutti là erano là nella portineria, nello spiazzato. Ricorda chi fosse la guardia giurata in quel periodo, in quel momento in servizio? Sì, il signor Arcidiacono mi sembra. E il signor Arcidiacono presso quale società di vigilanza, diciamo, svolgeva le proprie funzioni? Qual era la... La Celere, mi sembra. La Celere. Da quanto tempo lei lavora al Sigros? Assunto sono dal 73, 17 gennaio del 73. Non ho altre domande, Presidente. Domande? Può andare, grazie. Con questo abbiamo esaurito il programma di stamattina? Sono i testimoni che erano in calendario, vero? Non c'è altri. Signor Presidente, si chiede l'acquisizione delle dichiarazioni rese, dei verbali delle dichiarazioni rese da Greco Gaetano il 21 dicembre 1992 al nucleo operativo del Comando Provinciale di Catania dei Carabinieri, nella parte chiaramente utilizzata per le contestazioni, e delle dichiarazioni rese da De Luca Antonino il 12 febbraio 91 al nucleo operativo dei Carabinieri della Compagnia di Paternò, nella parte utilizzata per le contestazioni.
si ammettono per essere utilizzati nei limiti della contestazione. Ci sono altre attività da compiere oppure abbiamo finito? Per il pomeriggio quanti testimoni sono stati citati? 4 testimoni che erano già indicati, dovrebbe esservi la Gurisano per la quale è stato disposto l'accoglienza.